Benvenuti alla lezione numero 18 della sezione Ruoli e competenze. E allora cominciamo un altro paragrafo, è quello di un altro ruolo, quindi pianista da gruppo. Quindi adesso non siamo più soli ad accompagnare un cantante o uno strumento solista, ma abbiamo con noi quegli altri strumentisti che tentavamo comunque che avevamo il compito di sostituire quando eravamo pianisti accompagnatori. E parlo sicuramente di un batterista, di un bassista e poi magari anche di un chitarrista che aiuta nella ritmica oppure anche nella fase armonica, quindi dei suoni, ma anche dei solisti, e magari anche uno strumento solista comunque che faccia le melodie tipo tromba, sassofono, flauto, o magari un cantante o una cantante. Quindi adesso il nostro ruolo cambia e non dobbiamo sconfinare in altri ruoli con altre competenze, abbiamo diverse competenze. La prima è sicuramente quella più importante, cioè adesso c'è il bassista, noi non dobbiamo assolutamente suonare le note fondamentali nella parte grave, quindi che riguarda appunto il ruolo del bassista. Andremo sicuramente a dare fastidio, a meno che non ci sono degli obbligati che facciamo insieme e quindi risultano poi precisi, soprattutto ritmicamente. Poi sicuramente anche da un punto di vista dell'insieme il nostro ruolo si alleggerisce perché comunque la parte ritmica è un po' distribuita tra vari strumenti e se c'è il chitarrista anche la parte armonica. Quindi vediamo adesso di capire qual è adesso il nostro modo di suonare. Allora ci occupiamo, come vedete dalla prima figura, sicuramente adesso prima degli accordi. Gli accordi che avendo due mani per poterli suonare, quindi la sinistra può tornare nella parte centrale, quindi questi accordi li possiamo aprire. Come abbiamo visto nella parte finale della sezione armonia, usiamo gli accordi in parti late, quindi li apriamo. Osserviamo infatti come il primo accordo, segnalato dalla C, quindi Do maggiore, risulta distribuito con le seguenti note, dalla più grave alla più acuta: Do, la fondamentale, Sol, la dominante, e poi Mi, la terza, messa l'ottava sopra. Quindi abbiamo tolto il Mi dalla parte vicino, nella parte stretta, abbiamo aperto questa parte appunto chiamata lata, e quindi diventa Do, Sol, Mi. Gli altri accordi sono La minore, Re minore e Sol maggiore, che adesso vi vado a mostrare sulla tastiera. Allora quindi rifacciamo il primo accordo, Do maggiore, che sarà suonato con Do, Sol a sinistra e Mi a destra, quindi in questo modo. Poi abbiamo La minore dopo successivamente e quindi abbiamo in comune sia il Do che il Mi e quindi spostiamo il Sol sul La, quindi possiamo poi passare magari a due note con la mano destra, quindi fare da questo movimento questo. Poi abbiamo Re minore, che abbiamo in comune il La, la nota centrale, che deve rimanere al centro, quindi il Do della sinistra sale al Re e il Mi della destra sale al Fa. Poi magari facciamo passare il La alla nota, alla mano sinistra, finché poi abbiamo il Sol maggiore con in comune soltanto il Re, che quindi deve rimanere nella parte grave, quindi il La sale al Si e il Fa sale al Sol. Quindi questi i quattro accordi. Questo poi è anche da provare con un suono più lungo sulla tastiera, come anche può essere quello di un pad oppure anche gli string, anche se il pianoforte, come vedete, ha una bella durata, ma è un suono che tende poi chiaramente a sfumare, mentre il pad può essere più duraturo. E questo chiaramente è da provare con qualsiasi accordo. Se c'è da fare il legame armonico, bene, altrimenti potete spostarvi anche da una posizione fondamentale all'altra, ma insomma certamente non ha lo stesso risultato sonoro. Passiamo adesso a considerare qualcosa di un po' più vivace, con un ritmo più vivace, e quindi vediamo un altro modo di poter distribuire
l'accordo da suonare sulle due mani. E quindi possiamo suonare la triade in parti strette con la sinistra, magari con dei rivolti, mentre con la destra suoneremo la fondamentale raddoppiata di ottava con la dominante centrale. Oppure il contrario, la dominante raddoppiata di ottava e la fondamentale centrale. Andiamo a vedere. E quindi leggiamo l'esempio della figura che vedete sul libro, davanti a voi a pagina 84, e allora abbiamo l'accordo Do maggiore suonato sul primo movimento alla sinistra con Mi Sol Do, vedete il numero 8 sotto la chiave di violino, vuol dire l'ottava sotto, quindi Do maggiore Mi Sol Do, mentre con la destra abbiamo il raddoppio della quinta, quindi Sol con l'ottava, e al centro il Do. Nella seconda battuta il rivolto a sinistra diventa il secondo e andiamo invece a raddoppiare la fondamentale, quindi Do Do con la quinta al centro. Osserviamo adesso lo schema ritmico che avete di fronte sul pentagramma. Quindi abbiamo una semiminima col punto che vale quindi un movimento e mezzo e che poi si va a compensare con una croma, quindi va a completare il secondo movimento la croma sul E del secondo movimento, quindi diventa 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, quindi suono, c'è quel simboletto che indica un suono marcato, e poi la croma chiaramente è un suono già di per sé più breve, quindi in velocità diventa 1, 2, 3 e 4, 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 magari più veloce, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Come avete visto all'inizio ho suonato anche invertendo, cioè primo rivolto a destra e tonica, dominante, tonica, Do Sol Do a destra, insomma alla fine è uguale, potete pure invertire quest'ordine. Facciamo un esempio su una canzone di 3 accordi che spesso usiamo per rendere l'idea, quindi magari con il nastro rosa di Lucio Battisti, accordi, quindi ritmo è più o meno questo, quindi ribattuto del basso, immaginate il bassista che vi accompagna con questo ostinato di ottavi, e quindi voi in questo momento potete suonare Mi minore, primo rivolto, quindi sinistra Sol Si Mi, a destra Si Mi Sol, secondo accordo legame armonico Do maggiore, quindi a sinistra diventa Sol Do Mi, e spostate invece Do Sol Do con la destra, poi Re maggiore, torniamo indietro, primo rivolto di Re maggiore, mentre prima era il secondo di Do, primo rivolto di Re maggiore, e qua possiamo scendere a fare La Re La, sarebbe quinta fondamentale, quinta, oppure Re La Re, e quindi diventerebbe immaginando la canzone, inseguendo una bello accelerando un pochino, ecco, come vedete, quindi c'è molta incisività nell'accompagnare la canzone in questo modo, siamo bella armonici, ma anche abbastanza incisivi ritmicamente. Poi a orecchio potete anche articolare un po' di più, così istintivamente, questa ritmica. Quindi sentite come questi colpi fatti direttamente a due mani sono molto molto incisivi. Passiamo invece alla pagina 85 e vedete invece un altro disegno che vede le stesse posizioni ma con un passaggio più morbido, più melodico. Quindi la mano destra, questa è un'altra alternativa, la mano destra suona sempre l'accordo, quindi magari ancora Mi, Sol, Do, quindi il rivolto di Do maggiore, mentre la sinistra con le stesse note osserviamo la figura, abbiamo delle crome,
mentre la sinistra fa uguale semiminima, punto, croma e poi minima, come vedete a pagina 85 sulla figura. Quindi sarà in questo modo 1, 2, 3 e 4. Poi la seconda battuta cambia il rivolto, 1, 2, 3 e 4. Quindi in velocità è 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e. Quindi immaginiamo un andamento. Quindi insomma a seconda dei vari accordi voi potete gestirvi con la mano destra tonica dominante tonica oppure dominante tonica dominante. L'ultimo disegno suonato nel passaggio più morbido, magari potete immaginarlo anche con una tastiera, quindi splittando il suono, quindi dividendo la tastiera in due suoni, oppure spesso i tastieristi hanno due tastiere, magari giù il piano e sopra altre campanelline, bells, insomma suoni che possono fare questo disegno che avete sentito prima. Mentre l'esempio prima dell'incisività, insomma delle parti insieme delle due mani più incisive ritmicamente, solitamente possono essere suonati con un brass, quindi che simulano i fiati, e anche potete invertire, cioè fare la triade in parti strette con la destra, mentre la sinistra fa fondamentale, tonica, fondamentale, dominante, fondamentale. Quindi per esempio Do, Sol, Do con la sinistra, che è usuale per i tromboni, quindi per gli ottoni, mentre la mano destra, sempre ottoni e le trombe più acute, la triade in parti strette. Oppure. Ecco, quindi potete invertire con la sinistra l'ottava o della quinta o cioè a ottave o la quinta, Sol Sol col fondamentale al centro Do, oppure Do Do e il Sol in mezzo, mentre la mano destra le parti strette, quindi un synth brass molto 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 incisivo per queste situazioni. E quindi dicevo, per la mano, per l'altro esempio più morbido, invece la mano che arpeggia, quindi può essere tranquillamente suonata al pianoforte, ma magari usando le tastiere, un bells sulla mano, sulla tastiera superiore, oppure sulla parte destra avendo splittato, e a sinistra anche un pad, insomma, che rimane fisso per tutta la battuta, senza per forza ripetere semiminima punto croma, oppure rispettando questa figurazione potete mettere un piano elettrico, uno di quegli FM DX degli anni 80 che hanno fatto davvero molta storia keyboard, insomma, per quanto riguarda i suoni di tastiera. E allora, esercitandovi poi a vedere le triadi impartilate con i vari rivolti, i vari legami armonici, prenderete anche un occhio a riconoscere poi le varie note che costituiranno gli accordi più estesi, quindi dalle settime alle none, questo che poi vedremo nel secondo volume. E allora per questo paragrafo e per questa lezione è tutto, abbiamo concluso il paragrafo, dette queste poche cose, non vi resta che metterle in pratica e suonare anche, ripeto, istintivamente dei ritmi che vi vengono in mente e poi calcolare le varie triadi sia in parti late che in parti strette e soprattutto andate a tempo, non suonate il basso, abbiamo detto, e fatevi trasportare dal groove che suoneranno specialmente il bassista ed il batterista. Bene, allora non mi resta che augurarvi buon divertimento con i vostri amici, un buono studio e come sempre buona musica. Ciao!